Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Oggi siamo in un periodo festivo di gioia, è la novena di Natale e ci troviamo qui a Bania di Fiume Veneto, anzi per la precisione a Bania di Vil di Flum, dove abbiamo pensato di incontrarci per farvi i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo. E dunque ci troviamo qui a Bania di Vil di Flum con Davide, con Luca Campanotto che è il coordinatore regionale del movimento Aquile dal Friul, che ho il piacere di avere qui nuovamente in Friuli Occidentale. Benvenuto caro Luca. Tu vieni spesso a trovarci, vieni spesso da queste parti, tu giri molto il Friuli, lo giri tutto, ma in particolar modo ti trovi bene quando passi qui da noi. Ti ringrazio per l'invito, insomma mi trovo bene dappertutto in Friuli, ma insomma frequento molto anche il Friuli occidentale e sono molto felice di poter fare gli auguri a tutto il nostro movimento da questo territorio che è praticamente casa tua, quindi grazie per l'invito e grazie di questa opportunità. Abbiamo appena festeggiato San Cromazio di Aquileia, il primo arcivescovo di Aquileia, che nel IV secolo d.C. È stato anche il fondatore della diocesi di Concordia, per cui insomma siamo affratellati da una storia comune di lungo corso, molto antica, e quindi insomma siamo tutti uniti. Siamo qui anche per ringraziare il comune locale che vedo molto attivo sulla questione del bilinguismo visivo, che è anche oggetto di discussione ultimamente, seguo nel Friuli occidentale, anche se si tratta in realtà di discussioni che in tutto il resto del Friuli sono state fatte 20 anni fa. Queste cartellonistiche bilingui in realtà non tolgono nulla a nessuno e anzi consentono ai friulani che parlano ancora friulano di sentirsi più a casa, se posso esprimermi così. Quindi insomma meglio tardi che mai. Sì, comunque. Meglio tardi che mai, anche perché insomma è un ventennio ormai che la legislazione anche regionale prevede queste forme di valorizzazione della lingua friulana e quindi insomma ritengo comunque positivo che qualcosa finalmente si faccia anche per dare attuazione alla normativa. Ecco, poi tutto si può discutere, per l'amor di Dio, però insomma dall'altra parte del tagliamento queste discussioni sono state fatte nei primi anni di questo nuovo millennio, quindi diciamo c'è un gap che comunque mi auguro verrà colmato prossimamente anche grazie all'applicazione che verrà data alla normativa. Ma al di là di tutto, insomma, siamo qui per insomma, andare oltre anche le polemiche che trovo piuttosto sterili e per guardare anche al futuro. Ecco. Certo. Parlando di Aquile dal Friul, il movimento autonomista friulano, ci troviamo nella novena di Natale, oltre a Natale naturalmente tra qualche giorno ci sarà un anno nuovo, il 2022. So che il movimento sta avviando la nuova campagna di tesseramento per il prossimo anno. Volevi accennarci qualcosa? Guarda, è molto importante che alla fine di un anno e all'inizio di un altro, come dire, la nostra base dei simpatizzanti che abbiamo su tutto il territorio e anche qui, ma dappertutto, in tutto il Friuli, anche nel Friuli orientale, goriziano, in montagna, insomma in tutti i vari territori che compongono questo grande mosaico, è importante che la nostra base di simpatizzanti sostenga sempre di più il movimento e, approfittando anche delle scadenze, insomma, del nuovo anno, insomma, delle feste e poi del nuovo anno, insomma, rinnovi anche un sostegno non solamente associativo, ma perché no, anche economico
Poi i due profili possono essere anche slegati. Abbiamo cercato di lanciare una campagna che per quanto riguarda il rinnovo dei tesseramenti e la raccolta anche di fondi possa andare incontro un po' a tutte le sensibilità e anche a tutte le tasche, a tutte le disponibilità economiche. Ci rendiamo conto che purtroppo attraversiamo un periodo difficile per tutti, ma anche solo un sostegno simbolico può essere molto importante per la vita del movimento, quindi l'appello è quello di fare il possibile, fare tutto il possibile, tutti uniti, insomma diamo una mano alle Aquile, diamo una mano al Friuli. E naturalmente tu parlavi di sostegno, naturalmente a un movimento che è l'unico oggi a rappresentare il Friuli, quindi è un sostegno che è molto importante, ritengo che sia anche doveroso per chi magari riconosce l'importanza dell'esistenza stessa di questo movimento. C'è poco da fare, siamo gli unici friulani e solo friulani, gli altri sono o tricoloruti o FVGini, cambia poco. Ecco, noi invece non siamo FVGini e difendiamo il trattino, certo. Ma non solo, difendiamo gli interessi del Friuli. Ecco, quindi siamo gli unici friulani, solo friulani, e insomma siamo gli unici a guardare a tutto questo nostro territorio che va dalla Livenza fino al Timavo, da Aquileia fino a Concordia, diciamo, per fare gli interessi del Friuli e solo del Friuli. Quindi se si vuole un'alternativa, se si vuole un cambiamento, non vedo grosse alternative rispetto alle Aquile, francamente. Perfetto. In questa giornata di sole magnifica qui in Friuli Occidentale io ringrazio Luca Campanotto che è tornato a trovarci, credo che tornerà sicuramente anche prossimamente, e a tutte voi care Aquile in questo periodo di novena di Natale naturalmente va il nostro caro augurio. E Davide vuole dire qualcosa? Buon Natale! Buon Natale a tutti quanti Smandi. E alle Aquile e a tutti, grazie mille. Aquile dal Friul, moviment politic furlan. Has tu mai pensat che tu podaressi spropit fa un regalo a es Aquilis? Il moviment al si sta slargiant e alla di bisogno anche di te. Tantis gotis, anche picciulis, a fasin il mar. Se stu picciul, anche di euros a puedin iesi di grant zovament per vite des Aquilis. Se stu grant, parleci il to regala al squen sta sot dal limit dai 500 euros. Vuelis tu tesserati? La to part pal 2022 non è cresciuta e reste di 20 euros. Dome paraderia al movimento squenis anche compilà il modul parzontati. Per info e modulistiche privacy mande un'email a coordinatore@gubanute-aquiladelfriuli.org. Paiti versaments, stant attenta e causal, dopre che stiban. IT, vot 6, P, nule, 5, 4, vot 4, 6, 5, nule, 1, nule, C, nule, 5, nule, 1, nule, 3, vot 3. Grazie parchest tometiti al servizi dal Friul. Buenis fiestis. Aquile dal Friul. Il partit dal Friul.